Siamo in compagnia del presidente della giuria di Premio Teglio Poesia, giunto alla 15ª edizione. Insomma, abbiamo visto questa serata, una serata fatta di poesia, di musica, quindi di cultura. Sono arrivate più di 500, si diceva, poesie, quindi vuol dire che la poesia è ancora viva, non solamente in questo territorio, ma in tutta Italia. Lei diceva prima però che probabilmente c'è più chi scrive di chi legge. E questo è un po' il gap che dovremmo cercare un po' alla volta di superare. Certo, la poesia intesa come fatto emozionale è molto importante, è molto bella, perché ognuno di noi sente che in qualche modo le parole normali, quotidiane, non ci bastano per esprimere qualcosa di più profondo che abbiamo dentro. Però è anche vero che c'è una lunghissima tradizione, soprattutto in Italia, di capacità accumulate nei secoli di esprimere meglio attraverso la conoscenza, attraverso l'esercizio. Devo dire che tra le molte poesie arrivate per il premio c'era una qualità abbastanza notevole, perché il premio si è fatto vedere, insomma, e quindi viene anche seguito. Quindi ci sono stati anche poeti di rilievo che hanno partecipato. Nell'insieme io credo che stiamo raggiungendo anche con il premio un buon livello sia di partecipazione che anche proprio di risultati. E in particolare devo dire che questo è un territorio, intendendo in senso largo, insomma, nel raggio di un centinaio, un'ottantina di chilometri, ecco, per dire, perché poi la definizione di questo tipo, la poesia per fortuna è abbastanza larga di vedute, al di là dei confini stretti che certe volte ci diamo noi, però è un territorio vivace. Anche questa cosa dei notturni che è in corso è molto interessante, ma vicino, insomma, abbiamo tante altre esperienze e stiamo muovendoci anche per un recupero, anche in queste serate. Comunque, quando la partecipazione è così anche numerosa, qualcosa passa, e passa anche, credo, un giudizio su chi colpisce di più, colpisce di meno, e anche un interesse a conoscere meglio la poesia. Certo, tra l'altro abbiamo visto parecchi giovani, ovviamente è anche un premio fatto per gli under 40, però questo insomma fa capire che non è un qualcosa di ermetico la poesia, non è un qualcosa di nicchia solamente riservato ad una fascia di età, anzi i giovani vi si avvicinano, no? Sì, e poi è molto interessante la parte, diciamo, denominata barba zep, quella riservata ai ragazzi delle scuole. Il lavoro che viene fatto è molto interessante, e poi soprattutto con risultati splendidi, soprattutto nella primissima parte delle scuole primarie, soprattutto, dove la spontaneità che c'è in questi bambini, che è bellissima, una volta guidata, lì sarebbe proprio la prova di che cos'è la poesia, cioè la spontaneità che questi hanno, però una volta guidata, una volta che viene dato loro delle forme per esprimersi, veramente fa sprizzare certe volte, come abbiamo sentito anche stasera, dei momenti molto belli che toccano anche i sentimenti, oltre ad avere l'idea di qualcosa. Questi ragazzi ho visti anche come si presentavano molto fieri, molto orgogliosi di qualcosa di fatto, in un certo senso fatto con le proprie mani. Questo è molto bello.